a tutti. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Oh, grazie a te, cara Natalia, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1088 di giovedì 27 novembre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, videopillole e molto altro ancora. 340-670-9659 se volete mandarci le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 0292947222 quando lo dirò io per le vostre telefonate. Ma adesso, implacabile come sempre, lui è pronto e ci aspetta. Pierluigi Magnaschi con il diritto e il rovescio. Vai pure Natalia e buon lavoro. Anche se può sembrare inverosimile, la Sicilia è la regione italiana che cresce più di tutte. Dal 2019 il prodotto interno lordo siciliano è aumentato dell'11%, che è anche più alto della Lombardia, che ha dovuto accontentarsi di un più 9% nello stesso periodo, cioè 2 punti percentuali in meno della Sicilia. Nei primi 6 mesi di quest'anno la Banca d'Italia ha calcolato che l'indicatore dell'economia regionale siciliana è cresciuto dell'1% in più della media nazionale dell'intero paese. Anche Istat, Union Camere, Swimez, The European House Ambrosetti
hanno accertato che l'isola ha invertito la rotta ed è oggi diventata la locomotiva del Mezzogiorno. Se a questo punto lasciassero iniziare il ponte sullo Stretto di Messina, con le sue decine di migliaia di giovani tecnici specialisti che sarebbero assunti, questo vantaggio sarebbe ingigantito, conte dei conti permettendo, è ovvio. Molto bene, noi non possiamo che essere d'accordo con Pierluigi Magnaschi. C'è un sud che cresce, c'è una Sicilia locomotiva del meridione d'Italia, insomma ci auguriamo che il meridione d'Italia possa recuperare il suo ritardo e il suo gap sia infrastrutturale che anche economico. Molto bene, ma adesso tra un po', anzi tra qualche momento, dovremmo avere al telefono un gradito ospite per il Qui Parlamento, che è l'onorevole Simone Billi, che parlerà con noi di una cosa molto interessante, cioè la possibilità di rinnovo delle carte d'identità nei comuni per i cittadini dell'AIRE, i cittadini quindi che sono iscritti all'anagrafe all'estero. E lui appunto l'ospite del nostro Qui Parlamento di questa sera. Appena sarà al telefono naturalmente manderemo la sigla e partiremo con Qui Parlamento. Nel frattempo vi do qualche notizia dalla DN Cronos. Apertura servizio militare in Italia, Crosetto proporrò un disegno di legge in Parlamento. Il ministro della difesa è uno schema che in qualche modo non è molto diverso da quello tedesco, perché prevede una volontarietà. L'intervista, stupro di Torteste, il prefetto di Roma Giannini, la violenza meritava subito una risposta, restituiamo serenità ai cittadini. Ma adesso Qui Parlamento. Qui Parlamento. Oh, buonasera all'onorevole Billi, ben trovato e bentornato. Buonasera a tutti e buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Parlamento. Molto bene, senta. Scusate, Qui Parlamento. Prego, si figuri. Onorevole, senta, le carte d'identità per i cittadini che sono iscritti all'AIRE, che sono quelli che una volta che vengono anche chiamati expat, no? Gli italiani residenti all'estero. Ecco, la possibilità di rifare la carta d'identità, come cambia la normativa, come cambia la procedura? Sì, da poco abbiamo votato in Parlamento la possibilità per gli italiani iscritti all'AIRE, appunto gli expat, gli italiani all'estero, di poter richiedere il rinnovo della carta d'identità elettronica anche nell'ultimo comune di residenza in Italia. Fino ad oggi gli italiani all'estero potevano rinnovare la propria carta d'identità solo al loro consolato di riferimento, dove stanno nel paese estero. Oggi invece lo si può fare anche nel comune in Italia. È una grandissima agevolazione, soprattutto per tutti quei milioni, perché sono milioni di italiani che tornano durante le ferie d'estate oppure durante i periodi natalizi, tornano a casa nel proprio paese d'origine e potranno quindi avvalersi di questa possibilità. Considerate che la pubblica amministrazione all'estero e i consolati svolgono un ruolo fondamentale non solo di collante per la comunità italiana, ma anche proprio come funzione di PA, di pubblica amministrazione, di sportello per il cittadino. Danno tanti servizi, però spesso ci sono dei problemi più o meno rilevanti, più o meno accentuati, però molto spesso nei consolati, come nella pubblica amministrazione italiana, bisogna aspettare, ci sono dei tempi tecnici, non è facile perché spesso in una zona, per esempio a Londra, consideriamo ci sono nella circoscrizione consolare di Londra ci sono 350.000 italiani, nella circoscrizione consolare di Zurigo in Svizzera 200.000. In molti consolati comunque in Europa ci sono più di 100.000 italiani, quindi vi potete immaginare i servizi sono comunque spesso lenti, e poter rifare la carta di identità nel proprio comune di origine in Italia quando l'italiano residente all'estero torna nel proprio paese è molto importante. È un grande successo
su cui abbiamo lavorato per diverso tempo. Le amministrazioni in Italia dovevano essere pronte, abbiamo lavorato per renderle pronte. I grandi e i piccoli comuni in Italia potranno quindi dal 1° giugno del 2026 accettare e rinnovare anche le carte di identità elettroniche per i connazionali che sono residenti all'estero. Quindi ribadisco, è un grande successo su cui abbiamo lavorato per diverso tempo con diversi ministeri coinvolti, prima di tutto gli interni, ma anche la Farnesina e anche il Ministero per la Pubblica Amministrazione, e devo dire che posso dire con orgoglio che siamo riusciti ad ottenere questo grande risultato ora da poco, e dal 1° giugno dell'anno prossimo gli italiani all'estero lo potranno fare, potranno rinnovare il proprio documento di identità direttamente anche nel loro comune in Italia. Non so se poi hai ulteriori domande. Sì, no, le volevo chiedere questo. Quali saranno ora i suoi prossimi impegni, onorevole? Ci sono altre questioni diciamo importanti per la comunità italiana all'estero che stiamo discutendo. Anzi, proprio in questi giorni abbiamo approvato anche l'assistenza sanitaria nazionale per gli italiani residenti al di fuori dell'Unione Europea. Questi italiani, che ne so, negli Stati Uniti, in Sud America, potranno avvalersi dell'assistenza sanitaria nazionale italiana se tornano e quando tornano in Italia, pagando 2.000 euro all'anno. E anche questo era una richiesta che ormai perveniva da diverso tempo e su cui abbiamo lavorato. Siamo venuti incontro anche a questa necessità, e devo dire anche questo è un piccolo grande successo che lega il centrodestra, ma devo dire in questo caso non solo il centrodestra, perché abbiamo lavorato anche di sponda e l'opposizione ci ha comunque supportato per cercare di arrivare a questo risultato. Quindi devo dire, sono entrambi dei provvedimenti approvati dal Parlamento italiano a favore della comunità italiana all'estero, su cui si vede il lavoro della buona politica e della politica effettiva e fattiva, che in questo caso è trasversale e bipartisan. Poi stiamo lavorando, speriamo di poter andare anche in questo caso ad un'approvazione addirittura la prossima settimana per il discorso dell'IMU sulla prima casa, sempre per gli italiani all'estero. Però non vorrei anticipare niente perché ci sono ancora un po' di discussioni e non vorrei che va bene, non c'è problema. Che la cosa possa prendere, diciamo, una piega inaspettata. Quindi diciamo così che la prossima settimana ci potrebbero essere anche delle buone notizie per gli italiani all'estero per quanto riguarda l'IMU sulla loro prima casa. Quindi se volete ci possiamo anche risentire prossima settimana o tra 2 settimane. Molto volentieri. Avremo di sicuro concluso la questione, perché anche questo sarà, da come la stiamo impostando, spero che si potrà dire che sarà un grosso successo non solo per la comunità italiana all'estero, ma anche proprio per il governo di centrodestra e per la politica in generale. Quando la politica è buona, quando la politica viene incontro alle esigenze dei cittadini, e nonostante ci siano, insomma, chiaramente, perché ci sono sempre dei problemi per mettere in pratica certe norme e risolvere certi problemi, lavorando tutti insieme però si possono risolvere questi problemi, si può snellire anche la burocrazia del nostro paese e si può arrivare a fare qualcosa di molto concreto e di utile per il cittadino. Quindi io direi risentiamoci anche molto volentieri la prossima settimana o all'inizio di quella successiva per ulteriori novità e ulteriori dettagli anche per quanto riguarda l'IMU. Molto volentieri, allora. Grazie onorevole, buon lavoro e buona serata. Grazie mille, un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie, adesso pausa e poi Epos, parliamo un po' di scrittura, corsivo e dialogo, la bella rubrica con Gabriella Ronza, tra poco. Qui Parlamento. Giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia.
E ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni. Una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, la Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie, noi sono numero chiuso. Letizia 59 euro, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare il regalo al Signor Tour, perché il Signor Tour insomma, voglio qualcosa di straordinario. Allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono. Chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi com'è la confezione dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su agenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, ma hai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto, fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Benvenuti in questa puntata Simil Podcast. Parliamo un po' di il nostro spazio per riflettere su argomenti vari che vanno da quelli culturali a quelli quotidiani. Nel mondo veloce delle stories e dei TikTok ci prendiamo del tempo per incuriosirci e trovare legami, analogie e corrispondenze. Oggi lo facciamo con la scrittura e con il dialogo, parlando della scrittura non come tecnica o strumento, ma proprio come esperienza linguistica e anche come gesto. Possiamo collegarci al dialogo e alla sua evoluzione al giorno d'oggi. Da questo punto di vista la nostra epoca è emblematica, comunichiamo e dunque scriviamo anche continuamente. È dato ravvisabile da tutti, considerando l'ormai diffusa alfabetizzazione e i mezzi di comunicazione di massa, che questa è un'epoca in cui si scrive tantissimo. Scriviamo nei messaggi, nelle mail, per i post, per i commenti, i copioni, a volte con cura, a volte meno, poiché per la maggior parte si tratta di scrittura informale che nasce dalla diretta traslitterazione dell'oralità e per questo più autentica e diretta. Nelle epoche precedenti nessuno avrebbe mai scritto tanto quanto scriviamo noi, eppure la scrittura come arte, come tecnica, è vissuta come espressione di difficile uso. Parliamo ad esempio delle polemiche sul corsivo. Il linguaggio scritto sarebbe molto più che un semplice codice per trasmettere informazioni, è anche il modo in cui si sviluppa e si dipana il nostro pensiero. C'è un'idea comune secondo la quale il corsivo, con la sua fluidità, con la sua continuità, non stacca mai le lettere l'una dall'altra, ci aiuta a connettere e a legare meglio insieme concetti e idee. Naturalmente non ci sono prove schiaccianti a sostegno di questa tesi, o almeno io non le ho trovate. Anzi, se avete trovato studi a questo proposito, vi chiedo di linkarmeli pure nei commenti. Tutto questo però evidenzia il rinnovato interesse che si ha per la comunicazione, e qui entra il tema del dialogo, perché anche il dialogo, come la scrittura, ha una sua continuità. Anzi, potremmo dire che oggi il dialogo, che sia in forma scritta o orale, a causa dell'era di internet e della digitalizzazione, è diventato quasi permanente. Siamo sempre connessi, sempre raggiungibili, sempre in uno scambio continuo con qualcun altro. Non c'è più un vero inizio e una vera fine. Quante chat abbiamo con amici, partner, parenti, che non sono neanche
più delimitate da un buongiorno o da una buonanotte, ma si presentano come un flusso continuo e incessante di botta e risposta, secondo tempi più o meno brevi. In pratica sembrerebbe non esserci più il confine, la volontà di chiusura, ma questo ci toglie qualcosa di importante, cioè il tempo del distacco. Se per la questione della polemica sul corsivo il distacco non è auspicabile, per il dialogo sembrerebbe di sì. La possibilità di separare un prima e un dopo, di definire i confini tra un'interazione e l'altra, sono termini necessari. Noi esseri umani siamo creature che vivono nel tempo e del tempo, e la scrittura, quando è consapevole, può aiutarci proprio in questo, a definire, a chiudere, a prendere fiato. Scrivere allora non è solo comunicazione, è anche un modo per dare forma al tempo, allo spazio e alla relazione. Concludo così questa breve riflessione. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Intanto io vi saluto e vi aspetto qui nel prossimo video. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te Natalia, le 18:36 minuti e 12 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie a Gabriella Ronza come sempre per il suo spazio epos. Beh, la scrittura è un dono, diceva l'Olivetti nelle sue pubblicità delle macchine per scrivere tanto tempo fa, ed è vero, perché la scrittura alla fine regala i pensieri, regala la parte più vera, più viva, più intima di noi. Adesso parliamo con un uomo che ha un sacco di anima. Quest'uomo è Maurizio Bolognetti, che sta semplicemente chiedendo alla RAI: mi fate venire a parlare del referendum sulla giustizia? Posso esporre le ragioni del sì? Beh, per adesso lo stanno ignorando e lui prosegue con la sua protesta civile. State a sentire che cosa ci siamo detti. Vai pure, Natalia. E allora è tornato stasera a trovarci l'immenso Maurizio Bolognetti, che come sapete sta combattendo una battaglia per il diritto alla libertà di parola, a conoscere per deliberare. Allora, noi ci eravamo lasciati che tu eri arrivato in questa tua forma di azione non violenta, riducendo, diciamo, la severità del tuo satyagraha. Cioè eri passato, se non sbaglio, dallo sciopero della fame al digiuno, o no? Avevo iniziato con lo sciopero della fame, poi ho fatto 8 giorni di digiuno e poi anche e soprattutto per onorare tutti coloro che hanno scritto alla Commissione di vigilanza sui servizi radiotelevisivi, ho scelto, anche per dare tempo a me stesso e ai miei interlocutori, di tornare allo sciopero della fame con il massimo di senso di responsabilità praticabile, nella speranza che questa forza, perché io ci credo che è questo, che proviamo a trasferirgli, li induca a riflettere. Lo ripeto, scusami se lo faccio, ma è opportuno. Non è un ricatto, non vi sto ricattando, non è un braccio di ferro, non è questo, è il tentativo che non nasce casualmente, ma dopo averle provate tutte, di convincere. Quindi, chiaro, senatrice Floridia, onorevole Montaruli Augusta, onorevole Maria Elena Boschi, amici e membri della commissione bicamerale sui servizi radiotelevisivi, chiaro, amici e colleghi della RAI nazionale e locale. Posso ricordare tra l'altro a me stesso, lo faccio, sì, sono autoreferenziale, lo ammetto. Nel 2013, febbraio, la campagna elettorale nazionale delle liste Amnistia, Giustizia e Libertà, laddove per me era Amnistia per la Repubblica, credo interpretazione corretta, si concluse
con il leader di quella lista, Marco Pannella, che chiuse la campagna elettorale nazionale a Latronico, dove io vivo. Forse una ragione c'era che lo indusse a prendere quella decisione. Eppure, a quanto pare, sembro essere un fantasma per alcuni. Ecco Maurizio, tu riassumendo, perché è giusto ricordarla ai nostri ascoltatori, perché intanto in che forma ora stai protestando? Secondariamente, che cosa vuoi dalla Commissione parlamentare di vigilanza della RAI? Allora, io credo che abbiamo noi ragionevolmente, perché io non chiedo di meglio di ricevere uno spiraglio che alimenti la speranza. Proviamo a essere speranza e speriamo che lo provino anche gli altri ad essere. E allora una risposta della Commissione di vigilanza parlamentare della RAI, ufficiale, pubblica, perché tutto deve essere pubblico in questa vicenda, altrimenti non ha molto senso, in cui la Commissione, con la forza necessaria, si rivolga alla RAI sperando che intenda sposare le ragioni che ho inteso illustrare, e cioè quelle dell'attentato patente ai diritti politici del cittadino, che è anche un articolo del codice penale, tra l'altro. Il 294. Il 294, anche se a quanto pare devo prendere atto che almeno qualche magistrato da me interrogato, quando ha studiato, deve aver saltato quella pagina. Un vero peccato. Allora, io spero che quella sarebbe una ragione per poter dire va bene, d'accordo, sospendo. Beh, l'altra via d'uscita, so che chiedo la luna a quanto pare di questi tempi, tempi insomma così, in cui diventa veramente difficile poter dire alcune cose. Beh, la RAI mi consenta di illustrare ai suoi utenti le ragioni che hanno indotto l'Associazione Radicali Lucani a produrre un manifesto appello a sostegno della riforma dell'ordinamento giudiziario, che a breve ci vedrà convocati al voto per dire sì, sono d'accordo, o per dire no, non sono d'accordo. Vedo che parlano tante persone anche per raccontare frottole, mi spiace dirlo, soprattutto, anzi esclusivamente, quelli del fronte del no evidentemente non hanno argomenti molto forti da spendere, fino a arrivare addirittura a falsificare interviste, a proporre interviste inesistenti e quant'altro. Vabbè, ma non fa niente. O a dire che ci sarà il colpo di Stato, il controllo da parte del governo, della magistratura. Non mi pare proprio, perché il 104 com'era così rimane, tra l'altro. Ecco, si può arrivare a ipotizzare che la RAI mi dia un tempo. Io sono una persona ragionevole, non mica pretendo di occupare un intero TG, no, ma un tempo sufficiente a dire alcune cose, non in dosi omeopatiche, perché le dosi omeopatiche o le dosi da pastone che fanno tanto contenti tante persone, io non ne sarei così contento. Certo, per carità, fa il fatto che t'hanno visto al telegiornale, ma sai quanto me ne frega a me che mi hanno visto al telegiornale? Io, se al TG vado, ci vorrei andare per poter esprimere un concetto compiuto. Non è un caso che giornalisticamente, ma lo abbiamo già detto con te, si definisca pastone quell'infornata in cui c'è la carrellata, in cui appaiono gli esponenti un po' di tutte le forze politiche, tranne qualcuna,
il pastone, tu che sei pescatore come me, quantomeno pescatore di anime, soprattutto la domenica, ci ricordi cose belle. Niente, il pastone è quello lì che si prepara per lanci Sì. la lenza e prendi il pesce. Ecco, noi non vogliamo essere come cittadini, dico, mi permetto di difendere i cittadini di questa Repubblica, non vanno trattati come pesci da pescare col pastone, hanno un diritto umano che è quello alla conoscenza. E credo che quel diritto vada rispettato, perché altrimenti non può esserci, per ovvie ragioni, democrazia. La democrazia è conoscere per deliberare, altrimenti, ripeto, non è democrazia, è altro. Questo è. Quindi o risponde la RAI nel modo in cui ti ho detto, o risponde la commissione di vigilanza parlamentare. Credo che siano delle richieste ragionevoli, anche perché poi, tra l'altro, quel manifesto appello è stato anche sottoscritto ci sono firme, io direi, di autorevoli, tra cui anche quella del direttore di questa emittente radiofonica, di ex consiglieri regionali, sindaci, già sindaci, voglio dire, è interessante. Sono 35 persone, sembreranno poche, ma secondo me sono tantissime, considerando anche lo scarso livello di conoscenza, nonostante il contributo che voi mi date, quello che provo io a fare su Meta. Beh, quelli che dissero no, non mi ricordo, anzi nel ventennio erano 13 professori universitari. Qui abbiamo 35 persone che ci hanno messo la faccia e hanno scritto alla commissione di vigilanza, alla RAI, al Presidente della Repubblica in quanto garante del dettato costituzionale. Direi che è un risultato di tutto rispetto che mi riempie il cuore di gioia, ecco, mettiamola così. Maurizio, senti, vogliamo confutare qualcuna di queste bugie? Perché in attesa che arrivi la RAI, questo microfono lo sai che è tuo. Questo sicuro. Qui mi trovate da una vita e dal 2007 credo che posso godere degli spazi di questa emittente radiofonica, quindi ormai è passata una vita e quante volte ci siamo visti, ci siamo sentiti, abbiamo discusso assieme con te, con Giulio. Ma intanto vogliamo iniziare con quella più clamorosa, no? Gratteri che da Floris legge in diretta perché gli hanno mandato sul cellulare mentre era ospite l'intervista fake mai rilasciata da Giovanni Falcone, poi si giustifica dicendo che gliel'avevano mandata. Floris ovviamente che ammicca, è tutto contento, e beh, ma sì, ma tanto che ce frega a noi. E poi dicono agli altri che non devono strumentalizzare. Ma strumentalizzare cosa? Semplicemente magari stiamo tentando di evitare, come per quanto mi riguarda ho fatto in altre occasioni anche non referendarie, che voi trasformiate in un santino la memoria di un uomo che secondo me merita più rispetto rispetto a ciò che è stato e a ciò che ha rappresentato, anche per il suo spessore morale, etico, ma anche per le sue capacità di essere un inquirente di un certo tipo. Questa sicuramente è una. L'altra, altrettanto clamorosa, l'abbiamo citata poco fa. Si continua a ripetere che ci sarà il controllo da parte dell'esecutivo della magistratura associata, dei magistrati. Fino ad ora veramente l'unico controllo a cui abbiamo assistito, e qualcuno l'ha sottolineato ottimamente, dei comitati del sì,
è il controllo che un'associazione privata, e cioè l'Associazione Nazionale dei Magistrati, ha esercitato su un organo costituzionale, e cioè il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal nostro Presidente della Repubblica, che se la riforma dovesse passare dovrà presiederne due, cioè quello del requirente e quello giudicante, e poi ci sarà l'Alta Corte, e con il sorteggio, ecco, anche questo piace poco, però non ho capito perché, ma perché il sorteggio darà fastidio? Col sorteggio vi sentite messi sotto controllo, è meglio la lottizzazione spartitocratica tra le correnti, che fa a volte sorgere il dubbio che magari bravi magistrati si vedano negare dei ruoli a cui potrebbero ambire, e qualcuno magari meno bravo, visto che appartiene a una determinata corrente, quel ruolo va a ricoprirlo, perché a me sembra che le cose forse un pochino abbiano funzionato così, no? Allora questa è una riforma che non è contro i magistrati, non è contro nessuno, è una riforma, secondo me, di civiltà giuridica dell'ordinamento giudiziario, per avere più garanzie e per avere giudici che siano realmente, sicurissimamente super partes, che non ci sia nemmeno il dubbio che ci possa essere una commistione tra il PM. C'era una vignetta simpaticissima pubblicata, credo, dalle camere penali, in cui il PM e il giudice ammiccano e l'avvocato si sente un poco, diciamo, parte minoritaria in questa situazione. Ecco, noi questo non possiamo consentircelo, lo dico da persona che serenamente e credo, avendo a cuore lo Stato di diritto, anche da questa emittente, qualcuno me l'ha rigirata contro come accusa, ma mi fate ridere. Per me, se sono per lo Stato di diritto, per me essere per lo Stato di diritto può anche significare presentare una denuncia, se ritengo, me ne assumo la responsabilità, oppure difendere il diritto di un inquirente a non subire pressioni nel momento in cui decide, sta svolgendo il proprio lavoro, ovviamente se la mia valutazione è che il lavoro lo stia facendo come va fatto, chiaramente. Io, tra l'altro, ripeto, sono sempre abituato ad assumermi le mie responsabilità, mi sono fatto i miei 12 anni e passa di processi, mi hanno sempre assolto, si sono inventato di tutto per mettermi il bavaglio, a quanto pare, però qualche volta ho tirato in ballo anche il ruolo di qualche magistrato. Per esempio, mi sono chiesto, forse qualche ragione ce l'avevo, sul piano dell'opportunità, ma perché quel magistrato, mentre c'è un'indagine su un villaggio turistico, si fa accompagnare da uno della Guardia di Finanza per chiedere informazioni sull'acquisto di un'abitazione? Era opportuno, tanto è bastato che ci siamo ritrovati. Prima mi volevano processare a Matera, poi il mio avvocato fece presente che c'era una situazione, diciamo, di conflittualità. Dopodiché sono andato in quel di Catanzaro, nella tua Calabria, dove, a dire la verità, ho sofferto anch'io con i magistrati, perché poi forse c'è anche un problema di carenza di organici, sono disposto ad ammetterlo, e ho sofferto con loro perché ne ho viste di cotte e di crude. Insomma, guardate che nel tribunale di Catanzaro, quando ci sono andato io, non è che fosse così difficile entrare dove c'erano i faldoni, prendersene uno e andarsene via, il che è un po' inquietante sotto parecchi punti di vista. Oppure magari ti capitava di arrivare lì e ti dicevano solo quando eri arrivato lì, dopo 300 chilometri, ci dispiace, la causa è stata rinviata. Non vi preoccupate, no? Torneremo un'altra volta tra qualche mese, non c'è fretta, no?
Vabbè, insomma, dai, forse non c'entra con tutta questa storia, però sono vicende personali che io non è che non ne avrei avuto bisogno, a dire la verità. Però a volte vanno a corroborare quello che già senti, quello che già sai, quello che già il contesto che già ti è ben chiaro, diciamo. Maurizio, è inutile dire che naturalmente qui non ci facciamo problemi ad aprire il microfono e a farti parlare, perché credo che la tua sia, l'ho già detto, in un paese di ghiri un picchio ci voleva. E a maggior Ma mi hai ragione, fatto, guarda, gli auguri di compleanno più belli che ho ricevuto me li hai fatti tu. figurati, sono parole che ha usato Roberto Gervaso nell'81 per Marco Ma tu Pannella, mi fai, quindi lo so, appunto, eh, ero contento come una ecco, Pasqua. meno male, meno male. Però allora, a maggior ragione, perché c'è questo desiderio di quieta non movere? Perché si fa di tutto pur di mantenere lo status quo, che sono le ragioni del no? Perché? Bah, credo che ci siano degli interessi che che nel corso di decenni sono andati stratificandosi. C'è il professor, tra l'altro, di Federico, poi te la mando questa intervista, che spiega molto bene come su richiesta dell'ANM a un certo punto praticamente sparisce ogni forma di reale, diciamo così, forse un termine un po' improprio, vigilanza da parte del CSM su magistrati che potrebbero pure a volte commettere qualche errore. Lo spiega benissimo il professor Di Federico in questa intervista di qualche anno fa. Appunto, di qualche anno fa. Ci sono interessi che sono andati stratificandosi. Temo anche che ci siano parti politiche che diciamo viaggino troppo spesso a braccetto con certe componenti della magistratura e che troppo spesso magari si sia assistito ad inchieste giudiziarie che sono diventate una sorta di clava per abbattere l'avversario politico di turno. E poi, sì, quello è stato abbattuto e magari c'è pure morto di dispiacere. Penso a Ottaviano del Turco, me ne viene in mente uno a caso, ma potrei citarne altri. E poi dopo vai a risarcirlo. Che vuoi risarcire? Ecco, io credo che ci sia anche questo tipo di interesse. Sicuramente c'è l'interesse delle varie correnti che lottizzano, perché non c'è solo la lottizzazione della RAI, chiaramente, e non c'è solo la partitocrazia, ma c'è anche qualche altra crazia. Ed è difficile, come spesso succede. Credo che ci sia voluto coraggio, perché guarda che non una roba del genere, nemmeno Silvio, che si era No. impegnato a fare la riforma della giustizia, che poi non ha mai fatto in realtà. Beh, ci è voluto coraggio per affrontare una roba del genere, perché significa che tu ti sei messo contro chi un po' di potere credo ce l'abbia, e stiamo vedendo qual è la reazione, per come la vedo io, a volte anche un po' sgradevole, violenta, della violenza di cui si nutre la negazione di verità. Diceva Sturzo, non c'è verità, non c'è, dove c'è menzogna non c'è libertà, non c'è democrazia, e quindi più o meno lo sto parafrasando perché la frase precisa, bellissima, non me la ricordo, però appunto io credo che questo, c'è voluto coraggio da parte di questo Parlamento sicuramente per stabilire qualcosa che per quanto mi riguarda aspetto da lungo tempo. Lo ricordo ancora una volta, era 2000-2001 più o meno, io ero anche tra coloro che quelle firme le raccolse materialmente,
votammo, c'era il referendum abrogativo per la separazione delle carriere, non raggiungemmo il quorum, ma il sì stravinsero 70-30. Spero che accada la stessa cosa anche questa volta, laddove, come sappiamo, il quorum questa volta non c'è e il sì significa sì, sono d'accordo con la riforma costituzionale, cioè esattamente il contrario del referendum abrogativo. Quindi se dite sì a questa riforma dell'ordinamento giudiziario. Questo è bene chiarirlo, ci anticipiamo anche sugli spot che spero faranno ad iniziare dal servizio pubblico radiotelevisivo, possibilmente anche in orari di massimo ascolto, perché appunto conoscere per deliberare, no? Non c'è libertà dove c'è menzogna, perché la libertà è figlia della Figlia verità. della verità. Grande Luigi Sturzo, ma la cosa che ti fa venire un po' i brividi e non chiedermi, non fare il cattivo e non chiedermi di citare la frase, che non me la ricordo ora, è che a migliaia di chilometri di distanza in India, Sturzo in Italia, che è il fondatore del Partito Popolare nel 1919, e a migliaia di chilometri di distanza in India, tale Mahatma Gandhi dice in buona sostanza quello che dice Sturzo. E quindi a me questa cosa, ti giuro, mi fa venire i brividi, ma tutto sommato queste parole in varie declinazioni, se andassimo a ripercorrere un po' la storia dei vari filosofi, scrittori, pensatori, intellettuali, sono 2000 anni e passa che ritorna questo concetto. E quindi direi che probabilmente c'è della verità in tutto questo, no? Decisamente. Senti, ma allora, se vogliamo una democrazia nella verità, appunto, intanto il sì, intanto informazione, intanto conoscere per deliberare. E tu allora fino a quando andrai avanti? Bella domanda. Allora, io partiamo da un presupposto. Vorrei smettere anche tra 5 minuti. Poco fa ho controllato la mia PEC, ho detto fai vedere se mi hanno risposto. Niente, non mi hanno risposto ancora. Sono disponibile e ragionevolmente disposto a smettere, ma sono altrettanto determinato, con il massimo senso di responsabilità possibile e compatibile con la situazione che sto affrontando e che ho deciso di affrontare in questo modo, che è Satyagraha, fermezza nella verità, sete, fame di verità, si va avanti ad oltranza finché non ci sarà uno spiraglio, non è un ricatto, perché vi ricatterei se stessi chiedendo qualcosa di non dovuto. Allora sarei un vile ricattatore. Non credo di essere un ricattatore, credo che il mio sia un richiamo a qualcosa e vale per tutti, a iniziare ovviamente dai cittadini, che dà sostanza, forza e contenuto alla parola democrazia, che se no diventa un guscio vuoto, un simulacro, e a noi non ci interessano i gusci vuoti. Quando ci facciamo l'uovo alla coque, dentro vogliamo, qualcuno sa zuppa, sono un autolesionista, ti piace l'uovo alla cocca a proposito? Ma insomma non mi dice granché, Non però tanto, lo preferisci sodo e lui è per l'uovo sodo, o all'occhio di... Vabbè, ti azzuppi più le uova in purgatorio, se dobbiamo parlarne. ragazzi, il mio amico Antonino Danna ha nominato dopo questo, allora smetto subito, no, scherzo,
Le uova in purgatorio, sì, credo che tu abbia ragione, sono il modo migliore di gustare le uova. Un cibo semplice, però, insomma, che ci dà tanto. Come tutto sommato semplici sono le cose che abbiamo detto da uomini ragionevoli, credo, della strada, comuni, laddove io non mica non do a tutto questo un significato negativo, anzi, tutt'altro che negativo. Noi siamo un po' quelli della corazzata Potionchi, ma no quelli che stanno a bordo, quelli che stanno e parte La la carrozzella corazzata col Potionchi. bambino. Esatto, più o meno. Va bene, dai. Maurizio, allora, Quindi si va avanti. Io spero ovviamente che ci sia lo spiraglio, si apra uno spiraglio che possa farmi dire ok, d'accordo, smetto. E per favore, non vorrei riprendere più, anche perché l'età avanza, sono 61, inizia a diventare sempre più pesante. impegnativo. Maurizio, Va bene. senti, mi pare che qualcuno abbia detto che chi ha fame e sete di giustizia sarà saziato. Credo valga anche Le per la verità. beatitudini. Per Le cui beatitudini. avanti e noi saremo sempre qui a raccontare Ma tutto questo. sai, io credo che quegli opuscoli, io sono tornato a casa dopo un po' di tempo, ma quegli opuscoli che distribuiscono durante la messa, insomma, presenti i foglietti, credo che siano uguali in tutta Italia. Beh, ultimamente ci sono delle cose che si leggono che, ecco, sono anche vicini a quello che hai detto tu poco fa, non perché io voglia strumentalizzare alcunché, ma appunto credo che nelle corde di questa istituzione c'è questo, no? E comunque le beatitudini, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati, e noi lo speriamo tanto, così come speriamo che quella frase evangelica venga un po' smentita quando Matteo dice: guide cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello, che è un'espressione di una forza, di una potenza di vita, di tutto, come tante pagine del Vangelo e dei Vangeli del resto. Grazie. Grazie a te. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Con la luce il tuo profilo ha un colore indefinito, la tua immagine riflette su un discorso che non smette, la chiarezza nei tuoi occhi, le parole affascinanti che si dicono due amanti, ma davvero siamo noi. Se sei tu l'angelo azzurro, questo azzurro non mi piace, la bellezza non mi dice le parole che vorrei, quanti baci e tradimenti, lacrimoni e pentimenti, fan di te una donna sola che da sola resterà.
con il sole e con la pioggia ti bagnavi sempre tu. Ero pronto ad asciugarti, ma non ce la faccio più. E per chiudere il discorso voglio dirti, amore mio, questo è un arrivederci e non è certo un addio. Sarà facile incontrarsi, educato salutarsi, quell'azzurro di sicuro non mi incanterà mai più. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci casomai mondiali. Buonasera, a voi la linea. Grazie Natalia, alle 19, 10 minuti e 20 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, ma questa è In attesa di giustizia, la rubrica a cura dell'avvocato Claudio De Filippi, e stasera tra l'altro abbiamo come gradita ospite la senatrice Stefania Pucciarelli. Buonasera a entrambi, bentrovati. Buonasera a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Salve a tutti, caro Antonino, senti che la mia voce non è al massimo, io c'ho un po' di bronchite, sono allettato, ma il bello della radio è che si può fare anche questo. Sì, a voglia. Abbiamo esordito con Umberto Balsamo, L'angelo azzurro del 1977. Stasera parliamo di un bel po' di angeli azzurri, perché il 22 di novembre, a cura appunto della senatrice Pucciarelli, si è organizzato un evento molto importante. Ferite invisibili, riconoscere, prevenire, agire, parliamone, sul tema della violenza di genere. Senatrice, ce lo vuole raccontare questo evento, questa giornata così importante, mentre sul canale video vediamo anche il manifesto dell'evento? Beh, allora, diciamo che è stato un evento molto sentito e molto seguito, è stato un pubblico molto numeroso e molto partecipe, il quale poi anche nei giorni successivi ha in buona sostanza apprezzato quelli che sono stati i contenuti dell'evento. Un evento che ha avuto il patrocinio del Senato, patrocinio della Regione Liguria, patrocinio della provincia di La Spezia e del Comune di Sarzana, che ha visto come relatrici l'onorevole Simonetta Mattone, ex magistrato, e l'avvocato Bernardini De Pace, moderatrice era Ora Borselli. Quindi abbiamo un po' analizzato quello che è il tema della violenza, e come giustamente ha sottolineato l'avvocato De Pace, non dobbiamo parlare solamente di violenza di genere, ma dobbiamo parlare di violenza in genere, anche perché oggi noi ci troviamo a dover affrontare quello che è il tema della violenza nei confronti delle donne, ma ci dobbiamo soffermare a un'analisi di quello che è la società di oggi, con fenomeni di violenza in modo particolare nella fascia di età degli adolescenti. Quindi è stato un momento proprio di riflessione e di quelle che possono essere anche quelle iniziative, a partire dal fatto che chiunque di noi può notare un qualche cosa che non va, di segnalarlo e far partire tutto quello che è necessario per le verifiche del caso. Avvocato. Caro Antonino, io non sento benissimo, però forse è colpa del mio cellulare. Chiedevo alla senatrice Pucciarelli se il taglio dell'evento, appunto così l'abbiamo chiamato, è un taglio anche bipartisan, cioè non riguarda solo le donne, ma questa violenza può essere che ricada anche sugli uomini, come lei stessa, ma anche le sue ospiti, che sono l'avvocatessa Bernardini e la Mattone e la Oana Berselli hanno ribadito. Cioè la domanda è: ma questo vedere unilateralmente la violenza solo nei riguardi delle donne, secondo lei è corretto, è giusto, e fare delle leggi solo per le donne, oppure
bisogna rivedere un attimo tutta la situazione e non mostrificare il maschio. Ma infatti quello che noi abbiamo sottolineato è che non deve essere la lotta di un genere contro l'altro genere, perché solamente unendo le forze si può raggiungere l'obiettivo. E quello che lei ha appena sottolineato è un tema che è venuto fuori anche nel corso del convegno, dove di fatto anche noi donne dovremmo fare anche un esame di coscienza, perché ahimè ci sono anche fenomeni che ci riguardano e dove anche noi purtroppo siamo in alcune occasioni artefici di una violenza nei confronti. Quindi effettivamente è un'analisi che è stata fatta, ma con estrema sincerità. Abbiamo affrontato anche il tema del legittimo consenso anche nel corso del convegno, quindi le criticità che poi sono emerse martedì scorso nell'aula del Senato erano già state anticipate nel corso del convegno. Benissimo, senatrice, quello che è la domanda che le stavo per rivolgere. Cioè lei è d'accordo con questa legge di matrice europea che la direttiva sulle violenze sulle donne e anche la violenza domestica, questa è la direttiva, così si chiama, no? Quindi mi sembra che sia la direttiva del 2025. È d'accordo sull'impostazione di un reato penale per quello di violenza sessuale che implica l'inversione dell'onere della prova, come hanno detto le sue illustri ospiti, o addirittura di negazione della presunzione di non colpevolezza costituzionale, cioè chi è sotto processo deve provare lui la propria innocenza. Io non sono d'accordo per il semplice fatto che di norma sono fenomeni che avvengono quando ci sono solamente le due parti in causa, e vorrei capire come può essere dimostrato in quel contesto che vi sia stato o meno il consenso. Quindi è una legge, per come è stata poi portata in Senato e badi bene, è arrivata la mattina del martedì in Commissione Giustizia e doveva essere votata nel pomeriggio in aula del Senato, con le criticità che sono emerse, al netto del fatto che sia stata votata all'unanimità alla Camera, il fatto che sia stata votata all'unanimità non la rende indenne dal fatto dei vizi o dei vuoti. Quindi con un atto estrema responsabilità il nostro capo ha esternato le perplessità nel corso della capigruppo e la senatrice Giulia Bongiorno nel corso della seduta di Commissione Giustizia ha chiesto più tempo per valutare meglio il contenuto della legge. Quindi noi abbiamo richiesto di avere più tempo a disposizione proprio per avere ulteriori audizioni, raccogliere quelle che sono le criticità che verranno espresse dagli esperti nella materia e quindi poi poter procedere con un testo che potrà essere con l'azzeramento degli impatti negativi, come invece quello che ci è arrivato poteva avere nell'ambito della sua applicazione, anche perché un comma sbagliato va a incidere sulla vita delle persone. Noi come legislatori dovremo molto stare attenti su queste cose. Ecco, un'ultima domanda alla senatrice. Ma allora è stata la Lega a impedire che questo obbrobrio giuridico venisse approvato? Quindi la Lega sostanzialmente si sta rivelando come il movimento più liberale tra i movimenti liberali. Ma noi siamo un movimento liberale, assolutamente sì, ma siamo anche un movimento che ha sempre fatto della tutela delle donne la politica l'attività della propria politica, perché ricordiamoci che 2019 codice rosso, all'interno il reato di revenge porn, all'interno il reato legato ai matrimoni forzati, 2023 codice rosso rafforzato, in ultimo il reato di femminicidio. Quindi se c'è un partito che ha fatto proprio quello che è la tutela della donna, siamo proprio noi, e mi consenta di dire che con orgoglio abbiamo bloccato quello che stava per arrivare, che non era sicuramente una buona legge, ma era uno proprio legislativo. Ecco, risulta un po' difficile comprendere come mai il centrodestra in qualche modo si sia fatto fregare dall'Europa.
però diciamo questo, tranne la Lega ovviamente, però diciamo che la domanda che volevo rivolgere alla senatrice era questa: ma secondo lei l'uomo nei tribunali italiani ha le stesse chance della donna in questo momento o è discriminato? Addirittura c'è chi parla di razzismo al contrario. L'uomo è perdente nelle cause Avvocato, contro le donne. abbiamo un piccolo problema perché è caduta la telefonata della La linea, la senatrice probabilmente è in treno, quindi io caro Antonino, se tu mi senti bene, volevo sottolineare che io sono andato al convegno a Sarzana personalmente, ho visto solo un pezzetto perché non stavo bene neanche quel sabato scorso, però sostanzialmente ho sentito parole che di solito indignano perché se sono dette da uomini, ma chi le diceva erano le relatrici, che praticamente sostenevano che questa legge potrebbe significare uno stop all'amore libero, cioè alla paura di chi vuole avere un single, che ha un uomo, donna che siano, che vogliano avere delle avventure come è giusto, liberale, fare in uno Stato liberale, uno Stato di diritto, e un timore eccessivo di iniziare delle relazioni per il timore che entro un anno da quando c'è stato l'amplesso, il rapporto sessuale, eccetera, eccetera, la donna in questo caso cambi idea e entro 364 giorni faccia denuncia. Ecco, questo ovviamente è un contenuto della legge che veramente sembra incredibile. E per cui secondo me molto bene ha fatto, c'è una polemica anche su internet, sui giornali, in TV, su queste situazioni. La Lega ha fatto il suo dovere di bloccare una legge che indubbiamente poteva dare uno strumento a chi voleva in qualche modo essere ritorsivo entro l'anno dall'inizio di una relazione o la fine, e quindi sostanzialmente è rivelata un intervento, diciamo così, assolutamente condivisibile. Ecco, però mi sa che abbiamo perso anche. Abbiamo perso, perché io volevo dire, caro Antonino, questo, che la domanda un po' scomoda che ho fatto, tipo belve alla senatrice, è una domanda che molti si chiedono, cioè, ma quando una vertenza in tribunale vede sulla famiglia, sui figli, sulle separazioni, sull'affidamento, sulla responsabilità genitoriale, quando vede una donna e un uomo uno di fronte all'altro, c'è parità di diritti? C'è parità di diritti? Perché questo sembra che vada oltre il discorso della legge sulla violenza sessuale. Qui questo ovviamente è una questione, un capitolo particolare. Qui invece si pone il discorso ho sentito abbiamo di nuovo la senatrice Pucciarelli. Senatrice, eccoci. Eccomi, scusate ma sono in treno. Cara senatrice, allora noi stiamo dicendo questo, a parità di diritti stavamo dicendo proprio in questo momento, l'uomo quando si tratta di cause in materia di diritto di famiglia, bambini, minori, divorzi, separazioni, rispetto alla donna, alla luce delle direttive, delle leggi europee, del diritto paneuropeo che è sempre, forse anche un po', lo dico io, ma dica lei, perequato a favore della donna, salvo casi eccezionali, ovviamente quelli di violenze gravissime. Ma diciamo oggi c'è un eccesso a favore comunque della donna nelle separazioni e anche nell'assegnazione dei bambini. Di fatto oggi l'uomo nel momento in cui c'è una separazione può che comunque è messo nelle condizioni a volte anche di non riuscire a sopravvivere, quindi tendenzialmente c'è una tutela maggiore e ahimè in epoche passate effettivamente vi erano situazioni dove le parti erano invertite, oggi non è così e quindi anche da quel punto di vista un'attenta valutazione della situazione attuale andrebbe fatta e forse anche un po' rivista, ecco, perché in automatico non può essere sempre che magari la donna ha ragione oppure magari la donna debba necessariamente avere l'assegnazione dei bambini. Ecco,
visto nel suo ruolo istituzionale presidente, se non sbaglio, della Commissione diritti umani. Lei ha valutato, ovviamente fuori da casi particolari in generale, ha valutato che ci sono molti conflitti, la maggioranza dei conflitti nell'ambito del lavoro che lei svolge a livello istituzionale riguarda le famiglie o riguarda altri casi, altri settori, altre problematiche? No, nell'ambito della commissione che io presiedo no, abbiamo altre tematiche che riguardano non di per sé il tema della famiglia, il tema dei conflitti, sono altre situazioni, la sfera della vita dell'individuo, ma non in modo puntuale a questa particolare sfera. Quindi non violazioni dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo sulla vita privata e familiare, ecco, non necessariamente. No, come commissione non mi è ancora capitato. Abbiamo affrontato il tema dei matrimoni forzati, il tema delle REMS, della condizione delle persone con disabilità, quindi abbiamo diverse sfere, ma non quella di cui lei parlava nello specifico. Ultima domanda, Antonino, da parte mia, che volevo una curiosità mia. Lei, Presidente, sa che praticamente la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha condannato più volte, anche recentemente, l'Italia per violazione dell'articolo 8. Nello specifico, adesso non ricordo il cognome del ricorrente uomo italiano, però è stata condannata l'Italia perché l'Italia non ha rimedi sufficientemente celeri ed efficaci per far sì che quando c'è il rifiuto genitoriale ci sia l'intervento dello Stato a favore spesso e volentieri dell'uomo. Ecco, se su questa questione magari lei vuole dire qualcosa da un punto di vista di iure condendo, cioè se ci sono delle leggi in arrivo che possano in qualche modo aiutare i padri separati, i padri in difficoltà. Pronto? No, mi sa che l'abbiamo persa di nuovo. Sì, l'abbiamo persa di nuovo. No, avvocato, mi sa che dobbiamo aspettare di recuperarla. Prego. Sì. Niente, caro Antonino, mi sembra che l'intervento della Presidente sia stato molto importante perché ci fa capire che c'è una sensibilità particolare nel centrodestra per le persone che sono in difficoltà e non sono assolutamente in casi di violenza, le donne vanno tutelate, vanno assolutamente supportate, è tutto sacrosanto, ma quando si va ad una giustizia cosiddetta di genere, per cui si parte già con un pregiudizio, questo non va bene. Quindi questo che dovrebbe essere rettificato, c'è anche chi parla poi addirittura di giustizia woke, di giustizia no cancel culture, eccetera, eccetera. Però per non arrivare a tutto ciò bisognerebbe riuscire a mettere nel giusto mezzo, nel giusto equilibrio i diritti delle persone e non solo se si appartiene ad un genere che adesso va di moda o non va di moda, perché il diritto e la ragione non appartengono a nessuno pregiudizialmente. Quindi io personalmente come operatore del diritto ritengo, scusate la voce, che ci sia una sorta di discriminazione. E quindi vado a sottolinearlo, ecco questo. Per cui spero che il legislatore abbia la sensibilità mostrato la Lega con l'ultima dire no alla legge europea. Senatrice, tiriamo un po' le somme. Io non ho proprio capito la domanda, però sono a disposizione se volete riproporla. Sì, avvocato, prego. Avvocato De Filippi? Niente, no, sostanzialmente era una domanda di disparità di trattamento tra l'uomo e la donna davanti al giudice in questi casi, senatrice. Sì, no, avevo risposto, avevo confermato che anch'io la penso alla stessa maniera, che oggi abbiamo un trattamento dispari dove comunque oggi quasi sempre la persona che di fatto ha meno diritti nelle fasi sia di separazione che
dei figli all'uomo, e quindi un'attenta valutazione un po' sullo stato attuale. Basta pensare anche il discorso del domicilio, il fatto che spesso gli uomini poi non hanno di che mantenersi, di potersi pagare un affitto, dormono in auto, e una volta non era così, perché una volta era necessario aumentare le tutele nei confronti della donna, perché era la parte debole, ma questa parte si è pressoché invertita, e quindi la tendenza è quella di agevolarla. No. E mi sa che ancora la macchina telefonica non ci ha assistito molto. Comunque mi sembra che il tema sia abbastanza chiaro. Allora, sono le 19:29 minuti e 53 secondi. Natalia, facciamo una bella cosa, andiamo in pausa e torniamo tra poco. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero, per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie, rieccoci qua sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. E adesso, insomma, cerchiamo un attimo di vedere se riusciamo a ritrovare l'avvocato De Filippi e la senatrice Pucciarelli, se no ci congediamo salutandoli e ringraziandoli ancora una volta per la loro cortesia. Avvocato De Filippi, chiudiamo, tiriamo un po' i remi in barca e le somme, prego. No, mi sa che stasera il telefono non ci aiuta, va bene. Allora, noi chiudiamo qui e che dire di più, grazie a entrambi per il vostro contributo, ci dispiace per i problemi telefonici, ma mi sembra che il dibattito sia stato molto chiaro. Grazie ancora e adesso noi ci ascoltiamo una bella canzone, gli Smash Mouth All Star del 1999 e torniamo tra poco. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get
safe and all right. Where does it go? Only shooting stars. Somebody once asked, could I spare some change for gas? I need to get myself away from this place. A te la linea, Antonino. Grazie a te, cara Natalia, alle 19:34 minuti e 20 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1088 del 27 di novembre 2025 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Signore e signori, sono uscite le motivazioni con cui la Corte dei Conti ha bocciato il ponte sullo Stretto. Ve la leggo dall'ANSA: la Corte dei Conti, il ponte sullo Stretto viola l'habitat naturale, il nodo del piano tariffario. Violazione dell'habitat naturale, modifiche contrattuali, mancato parere dell'ART sul piano tariffario. Sono queste le motivazioni principali della bocciatura del ponte sullo Stretto rese note dalla Corte dei Conti. Nel dettaglio, violazione della direttiva 9243/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, a causa della carenza di istruttoria e di motivazione della cosiddetta delibera IROPI. Violazione dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE, in considerazione delle modificazioni sostanziali, oggettive e soggettive intervenute nell'originario rapporto contrattuale. Mancata acquisizione del parere dell'autorità di regolazione dei trasporti in relazione al piano tariffario posto a fondamento del piano economico e finanziario. La sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei Conti ha depositato in data odierna la deliberazione che rende note le motivazioni per le quali il 29 ottobre scorso è stato ricusato il visto e conseguente registrazione della delibera CIPES numero 41 del 6 agosto 2025, avente a oggetto collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Si legge nella nota della Corte, in cui si fa anche presente che con la medesima delibera sono state altresì formulate osservazioni relative a ulteriori profili, confermati all'esito dell'adunanza, ma ritenuti non decisivi ai fini delle valutazioni finali. Insomma, il governo aveva fatto tutto bene, in questo caso segnatamente il Ministero dei Trasporti, ma secondo la Corte dei Conti non aveva valutato bene l'impatto ambientale del ponte e il costo del pedaggio. Questa è la motivazione. 0292947222 se volete intervenire per telefono. Vi dico anche un'altra cosa, che comunque il governo può superare questa bocciatura assumendosi la responsabilità politica dell'atto e dell'opera, ovviamente. Abbiamo una telefonata. Pronto, chi è là? Pronto, sono Paolo. Sì, ben trovato. Pronto? Mi senti? Sì, Guarda, io volevo perfettamente. chiederti, esco un po' dal tema, però volevo parlarti del problema che abbiamo con l'Agenzia delle Riscossioni, perché non si può ricevere delle cartelle fatte in questa maniera, che non si capisce niente. Io chiedo a Salvini se ha intenzione di mettere mano, come aveva messo mano al codice della strada, perché non ci può essere una burocrazia. Tra l'altro le leggi sono a favore degli utenti, che devono essere chiare e non serve un avvocato o un tecnico o un ragioniere per capire le imposte da pagare. Fino a quando non si capisce questo è un paese che va all'indietro invece di andare in avanti. Attendo una tua risposta per radio, grazie. Poco da aggiungere. In Germania addirittura il diritto ad avere delle leggi chiare e comprensibili da tutti è sancito dalla Costituzione. Bisognerà certamente rivedere tutto il sistema delle cartelle e così via. Dire però che il partito, comunque il governo, non stia facendo niente in materia mi sembra un po' ingeneroso, visto e considerato che comunque sta arrivando in porto la rottamazione quinquies, sta arrivando in porto tutta una serie di agevolazioni per chi si trova in mezzo al guado che francamente aiuteranno e non poco. Riuscire a pagare in modo umano, avere una mano di aiuto da parte dello Stato, anche perché io vorrei ricordare che un fisco amico in un paese nel quale buona parte del tessuto economico è fatto di piccole e medie imprese, spesso individuali o familiari, significa far funzionare l'economia dell'Italia. Questa è la realtà dei fatti.
Andiamo avanti, 0292947222, il telefono è sempre aperto se volete intervenire. A proposito, vi ricordo che da stasera scatta lo sciopero dei mezzi, lo sciopero dei treni, che durerà fino a domani sera. Tra l'altro domani sarà giornata di sciopero nel nostro paese e naturalmente bisognerà un pochettino organizzarsi tutti quanti per fare fronte all'ennesimo sciopero proclamato giustamente di venerdì. Questo per avere rispetto dello sciopero, della conquista sindacale che esso rappresenta, del peso storico e dei sacrifici che sono stati fatti per poterlo ottenere. Io non aggiungo altro, preferisco non aggiungere altro davanti a queste cose. Sempre 02 9294 7222, oppure se preferite 340 670 9659 e possiamo essere dei vostri per darvi voce e farvi parlare. Allora, andiamo avanti con le agenzie stampa, diamo un'ulteriore occhiatina a quello che c'è per il mondo e in particolare, vi dicevo, abbiamo poi lo stupro di Tor Tre Teste, oltre allo schema di servizio militare non obbligatorio ma su base volontaria proposto dal ministro Crosetto. Adesso vi facciamo anche vedere, vi diamo anche la notizia. Ecco qua, servizio militare in Italia, Crosetto proporrò un disegno di legge in Parlamento, eccolo. Un attimo che si apre l'agenzia, così ve la possiamo leggere direttamente. Vediamo un po' se ce la facciamo. Momento che ricorriamo a un piccolo artifizio. L'idea comunque è quella di fare un servizio militare sulla scia di quello tedesco, e cioè su base volontaria. Tra l'altro è notizia di oggi che Macron, parlando a Grenoble, ha detto che dall'estate prossima i ragazzi di 18-19 anni si potranno arruolare volontariamente per 10 mesi, non sarà servizio militare di leva che la Francia ha abolito nel 2000, però certamente si potranno fare 10 mesi pagati a 800 euro al mese per imparare su base volontaria la formazione al maneggio delle armi, insomma una specie di stage militare. Allora, ecco qua l'ADN Kronos, è uno schema che in qualche modo non è molto diverso da quello tedesco perché prevede una volontarietà. Quello tedesco ha un automatismo che scatta, quello francese, da ciò che leggo, è totalmente volontario. Così il ministro della difesa Guido Crosetti in conferenza stampa a Parigi sull'ipotesi di una reintroduzione del servizio militare in Italia, che sarebbe comunque su base volontaria come in Francia e Germania. Io penso che se la visione che noi abbiamo del futuro è una visione nella quale c'è minore sicurezza, va fatta una riflessione sul numero delle forze armate, continua Crosetto, sulla riserva che potremmo mettere in campo nel caso di situazioni di crisi. Noi abbiamo costruito modelli in Italia, come in Germania, come in Francia negli anni scorsi, che riducevano il numero dei militari. In questa nuova situazione tutte le nazioni, non soltanto europee, mettono in discussione quei modelli che avevamo costruito in 10-15 anni fa e tutti stanno pensando di aumentare il numero delle forze armate. Ognuno ha un suo approccio diverso, alcuni hanno addirittura ripristinato la leva. Sapete che in alcuni paesi come la Svizzera la parte della riserva in qualche modo comprende tutti i cittadini fino a oltre 50 anni. È lo stesso sistema di Israele, ma la Svizzera è da 500 anni che non ha una guerra. Anche noi in Italia dovremmo porci il tema di una riflessione che in qualche modo archivi le scelte fatte di riduzione dello strumento militare e in qualche modo porti a un suo aumento. Ci sono motivi di sicurezza che secondo me rendono importante farlo. La mia idea, conclude, è portare un disegno di legge e farlo discutere al Parlamento. Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia, risponde e commenta la proposta del ministro Crosetto dicendo: escludo che l'organizzazione moderna della difesa possa prevedere un ritorno alla leva obbligatoria generalizzata. Valuteremo il progetto di Crosetto quando sarà definito, ma immagino sia un'ipotesi simile a quella tedesca, dove si possono fare liste di cittadini teoricamente disponibili ad arruolarsi in caso di necessità.
Tra l'altro vi do un ulteriore dato a proposito del sistema francese: i francesi partiranno dalla prossima estate con 3.000 militari e l'obiettivo è arrivare nel 2035 con 50.000 almeno formati in questo modo. Andiamo oltre, diamo un'altra occhiata all'ADN Cronos. Napoli, San Giuliano, a San Gregorio Armeno compare la statuina col cappellino maga, quindi Gennaro San Giuliano, dopo aver vinto le elezioni regionali, può aspirare anche a diventare un personaggio del presepe, quindi è una sua, come potremmo dire, personale consacrazione. Lo stupro di Tor Tre Teste, vi dicevo all'inizio della nostra trasmissione, il prefetto di Roma Giannini spiega: la violenza meritava subito una risposta, restituiamo serenità ai cittadini. La droga è una piaga, a Roma la richiesta di cocaina è altissima, lo dice l'ADN Cronos, delineando il quadro della lotta alla criminalità e allo spaccio di stupefacenti nella capitale. Il caso Garlasco, perita DNA compatibile con Sempio, ma poco e degradato. Ecco le conclusioni non scritte a cui, da quanto risulta all'ADN Cronos, arriva la perita Denise Albani, incaricata di indicare se sulle unghie di Chiara Poggi c'è la traccia genetica del 37enne. AI, Barachini all'evento ADN Cronos, servono regole chiare per garantire l'informazione affidabile. Conti prolunga il festival con Sanremo Plus, nuovo show per Milly Carlucci, le novità Rai per il 2026. E poi Simona Izzo: mi sono operata al ginocchio, voglio andare a ballando. Io veramente l'avevo già detto qualche anno fa che volevo andare a ballando, ma la Carlucci non mi ha preso in considerazione. Le 19.45, noi chiudiamo qua, ci salutiamo con Heather, Love is Blue del 1966. Chiudiamo la nostra trasmissione, appuntamento domani alle 17.30, trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà per Chilometro Zoom insieme a Lorenzo Viviani. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.